vogliamo che sia simbolo di apertura, difatti il presepe che abbiamo voluto allestire l'abbiamo voluto riportare come era negli anni passati, tanto più che molte statue che sono state custodite le abbiamo riutilizzate per ricreare questo presepe, ecco. Sì, speriamo che questo sia un segno perché anche dia interesse alla popolazione, alla gente di entrare e di vedere questo presepe, nello stesso tempo di dare onore a tutti i caduti che sono sepolti qui dentro. Il Tempio Ossario di Bassano, luogo sacro dove riposano migliaia di caduti, ospita la Natività, un presepe che i fanti, attuali custodi della struttura, coloro che ne curano a titolo volontario l'apertura, hanno voluto allestire per lanciare un messaggio di speranza in questo Natale, accanto alla richiesta di un supporto affinché l'ossario possa essere sempre visitabile. Contestualmente viene lanciato un messaggio forte, rivolto nello specifico all'amministrazione comunale, perché questo edificio, questa struttura che è un pezzo della storia non solo di Bassano del Grappa ma di tutta Italia, possa continuare a essere visitata non soltanto un giorno alla settimana. A noi dispiace molto tenere chiuso la domenica, però purtroppo no, con la carenza di personale, cioè ormai è già da 8 anni che facciamo servizio. Dal suo canto il Comune si è dimostrato disponibile nel trovare una soluzione. Sarebbe un vero regalo di Natale per i fanti e per tutte quelle persone che credono nell'importanza che ricoprono questi edifici della memoria. Anche il fatto di oggi essere qui con noi e di aver fatto un piccolo riconoscimento per il servizio che facciamo è un qualcosa. Sì, l'importante è la collaborazione di tutti perché così si riesce ad andare avanti.